Sì, Giovanni, sa dirlo. Allora, con Marco Geo Lynch, messo un po' male ragazzi, ma il giorno del suo compleanno, questo è il video di ringraziamento del compleanno. Oggi hai ricevuto, Marco, un sacco di visite sul tuo profilo di Facebook e abbiamo condiviso il fatto che sei andato sul sito di ognuno, sul profilo di ognuno, a rispondere personalmente con un grazie, sei un mito, continua a studiare, non lasciare la famiglia, queste cose qua, sempre buoni consigli, non buttarti. E ora però hai la possibilità, Marco, di parlare al tuo pubblico per dire un ringraziamento sentito. Da dove? Dove siamo qui? Naturalmente in stazione a Casteldario, dove si andava a mangiare un risottino istantaneo, si può dire che tra la scheda tecnica del ristorante, la velocità alla base. Quanto abbiamo atteso, Marco, più o meno? 3 metri, non dico se a girare il vigno delle oltre. L'era pronto, era lì. L'era pronto da un quarto d'ora, sì. L'era un po' cotto andante. No, il giusto, dai. Il giusto. Era tenerina. Possiamo, sì, ci si può lamentare del fatto, anzi vi invito tutti quanti magari. Il mercoledì sera, quando cominciava dappertutto. Vieni qua, come ho fatto 90. Essendo l'unico posto aperto a Casteldario. Io pianta intorno l'acqua, vini e sambuca. Beh, la bottiglia di sambuca l'abbiamo fatta fuori praticamente. Sì. Quindi volevo ringraziare tutti i buttei naturalmente che guarda i video, che mi hanno scritto su Facebook, anche Piccolo Tommy mi ha ringraziato in persona, tutti quanti. Piccolo Tommy che abbiamo lanciato nel frattempo come tua spalla principale e ha un gruppo su Facebook, Amici di Piccolo Tommy, sì, che forse di qua, forse si sposa, ecco. Addirittura. Sì. E sapete tutti che è a cavallo, per cui le buone presentarsi col cavallo come testimone, ecco. È un pazzerellone lui. E un saluto ai ragazzi di Borgo Venezia, direi. Come sempre, i ragazzi di Borgo Venezia, quei da Legnago, dalle casette, bisogna distinguerli. È una sera dove Porgolino in via Spacciar o? Beh, mercoledì sera sicuramente è attivo, in zona lì in Zai a Legnago. Stazione Zai, dipende, la clientela si sposta, proprio in pusher di quei. Lì dalla Dora e attorno, perché che le scuole, che i giovani dalla Negra. Ecco, questo è quanto. Quindi l'anno prossimo saranno? L'anno prossimo? Non diciamo, manteniamo il segreto, essendo una celebrità Geo devi. Non divulghiamo troppo, dobbiamo concentrarci sul nostro porto, siamo quasi alla fine. Però un saluto particolare secondo me a Ciccio Gavazza. Beh, Ciccio Gavazza sicuramente, ma a bionde chi c'è che ti guarda? Vabbè, un saluto particolare al Pippo. E anche al Cico. E al Cico che sicuramente hanno a cuore questo tuo compleanno. Certo. Salutali tutti e chiudiamo qua. Ciao Buttei.